La cosa che mi ha lasciato allibito è sentire parlare i consiglieri, soprattutto il capogruppo del partito più grande che c'è in comune, dove parla delle cose del PAT in modo veramente pressapochissimo. È una cosa che è stupefacente questo, cioè come se non esistessero delle norme nazionali e regionali che stabiliscono cos'è uno standard e come si conteggiano gli standard. E lo stesso pressapochismo, questo sforzo continuo di eludere le norme di legge è presente nel PAT. E io credo che questo sia un problema di moralità pubblica. Quando si fa un piano non si può conteggiare lo standard all'interno del piano interpretando una norma regionale che dice: è vero, non si contano gli abitanti equivalenti, però se conto i residenti devo contare anche le cubature alberghiere che ci sono e devo contare anche le varianti che ci sono state, e non li ha contati, mancano abitanti. Ma la cosa più stupefacente è che quando si fa diventare, ed è giustissimo poterlo fare, il piano regolatore vigente un PI, io devo anche fare la mappa di dove reperisco e dove localizzo gli standard, perché non dimentichiamoci che ne abbiamo perduti un sacco, perché giustamente lo dice il PAT, gli standard che non sono stati espropriati non posso ripeterli. Ma la cosa stupefacente ancora è che da nessuna parte si fa un conteggio di tutte quelle aree che si potevano sviluppare all'interno del vecchio piano e che ancora non sono state sviluppate. Quelli fanno abitanti. Quindi mi fermo, ma ce ne sono migliaia di queste non incongruenze, di queste elusioni della legalità, se non vere e proprie illegalità all'interno del piano, in un comune dove 4 rubagalline sono sotto inchiesta, ma è l'amministrazione che sta facendo l'esempio. È chiaro che in un'amministrazione dove le norme e le leggi si eludono con furbizia e si fa della furbanistica, anche chi controlla diventa un furbo, no? E quindi si sente permesso di fare tutto, per cui si dà una concessione edilizia interpretando, dimenticandosi che lì doveva essere fatto un piano particolareggiato, e posso andare avanti all'infinito. Rapidamente, perché io ho avuto poi anche la fortuna di incontrare altre volte Micheli e gli ho posto 2 domande alle quali non ho avuto mai risposta e le ripropongo qui. I piani regolatori avevano, prima di essere fatti, una bozza per dire dove andavano, una strategia. Il PAT per essenza è un piano strategico, deve dire rispetto alle criticità oggi nel nostro territorio dove va. Allora io vi cito 5 criticità che non esistono in nessun documento del PAT. Una laguna che se scaviamo ancora in 4 anni non esiste più. Un porto passeggeri e merci da ampliare nell'acqua barenosa di 30 centimetri di dogaletto. Un Mose che crescendo il livello medio dei mari sarà chiuso 160-170 volte all'anno. Un turismo in crescita di 11 milioni e mezzo, di 21 milioni e mezzo di persone. Allora, questi dati, queste criticità rispetto a queste ragiono su che tipo di sviluppo. E allora voglio dire che quando il PAT mi dice io assorbo dentro di me, perché buon documento il PUM, il piano del traffico, quel piano del traffico mi dice per esempio che la sublagunare toglie l'8% del traffico sul ponte, quindi il 92% è un traffico di arrivo turistico, rispetto al quale la città va in tilt e si svuota. Allora, domanda,
perché quello che diceva Francesco prima è vero, do la cifra, e non ci sono nel PAT 5.300.000 metri quadri di standard, non ci sono. E standard vuol dire standard primari e secondari, l'aiuto a vivere bene sul territorio. Finisco. L'irrilevanza idraulica, la compatibilità idraulica nel piano non esiste. Lo diceva Pino Boato, dove c'è l'acqua non è stato un piano, fatto una mappa per dire qua non si costruisce. È stato fatto un ragionamento tecnico intelligente e sofisticato per fare dei meccanismi tecnologici per contenere l'acqua. Finisco con due dati. Per fare questo si distruggono, si utilizzano 372 ettari di impermeabilizzazione, altro che consumo zero del suolo, e di questi 60 ettari in contraddizione con la legge 11 del 2004 sottratti all'agricoltura produttiva. Questo oggi è il PAT. Su queste domande la cittadinanza vuole risposte e poi andiamo avanti. Buonasera. Allora, io vorrei esprimere il disagio di chi non ha ancora accettato la sistemazione generale dei piani delle acque dal Veneto alla laguna, cioè praticamente l'idrografia veneta. Non ho accettato ancora il MOSE e tutto sommato il MOSE mi sembra, e anche tutti questi interventi fatti soprattutto da architetti, perché qua mi risulta questa riunione riunisce molti architetti, e mi sembra che tutti quanti questi interventi siano prendere un vestito vecchio e cambiare le paillette, cambiare l'ornamento, i polsini, la borsetta, così, ma il vestito è vecchio. Per me il vestito nuovo lo proponevo ancora quando c'era il magistrato delle acque Setaro. Proponevo la laguna divisa in due, la idrovia veneta, la idrovia Adriatico-Padova era il porto canale che aveva comunicazione con l'Adriatico ma non con la laguna veneta. Immagino che capirete perché. E quindi la domanda era cosa ne pensate, perché per me è l'unico modo per non mettere insieme il diavolo e l'acqua santa, l'industria che esige fondali profondi a Marghera e il turismo di Venezia diciamo che esige che i palazzi stiano su, quindi ci vogliono idrodinamiche diverse. In effetti quello che mi ha preceduto parlava proprio dei problemi fondamentali. Il problema fondamentale è la sistemazione del territorio e soprattutto del rapporto con le acque. Venezia è nata dall'incontro di due flussi idraulici, Padova, Adriatico, Treviso, e così deve essere ancora così magari su quella base si può anche pensare a tutto il resto, dipende da quella base, dalla sistemazione generale della regione Veneto. Grazie. Luci si infonda già il convegno della volontariato San Servo, ho parlato per ultimo. Vi chiedo scusa perché io sono veneziano adottivo solo dall'8 marzo. Sono stato per più di 50 anni adottivo di Torino, ma in realtà sono un adriatico, sono un nato pesaro, figlio di un udinese. La mia domanda c'era qua. Così la lei. È stato bravo. Così la lei. Ha detto di scrivere dietro. Bravo. Domanda: cosa si è previsto di fare per affrontare il probabile innalzamento del livello del mare ipotizzato in più di 2 metri nei prossimi decenni? Leggete Jeremy Rifkin, addirittura di 8 anni. A Torino c'è una grande mappa sulle zone a rischio di questo iniziamento e più a rischio è da Trieste dal Coso. Il patto è stato elaborato con collaborazioni di esperti internazionali. Ho letto sul MOSE molte cose, invece rivolgetevi agli olandesi. Io quello che invece salto tutto quello che volevo dire, amaro al fondo,
oltre agli internazionali dovreste copiare anche almeno ai nazionali. Io ho partecipato per 5-6 anni all'elaborazione del primo, secondo piano strategico di Torino, che aveva 9 commissioni e 1000 partecipanti, ed è durato anni ed è un continuo. E Torino ha via, che voi non avete. E Torino si è rivolta a Barcellona, esperti stranieri. Allora, qui la partecipazione mi pare che sia la cosa più carente, perché qui si decide i destini di una città unica al mondo. Io ho lavorato in tante città italiane, comprese Roma, Firenze, a parte Torino, Milano, Napoli addirittura. A Venezia sono potuto venire poco, perché Venezia davvero non è ospitale. Me l'ha confermato una ragazza straniera sera sul battello a dire: qui i veneziani spingono tutti quanti. Ma perché mi spinge? Perché i veneziani spingono tutti. Ma io non sono veneziano, sono un vietnamese. Ultima reprimenda: Italia Nostra, che è parlato qui, si vergogna. È Venezia nostra, Venezia egoista, perché molti stranieri possono venire solo 3 ore